Stavo studiando italiano, vogliamo parlare di Gabriele D'Annunzio, che è letteralmente il vecchio Fabrizio Corona. Cioè, è lui. Cioè, letteralmente se ne esce dicendo a me non interessa se si parla bene o male di me, anche male, va bene, ma l'importante è che se ne parli. Cioè, letteralmente Fabrizio Corona, secondo me, in una delle sue... Cioè, io l'ho vista la serie, penso di ricordarmi bene, in uno degli episodi dice appunto che la cosa importante è che si parlasse appunto di lui. Cioè, uguale a Gabriele D'Annunzio, identico. Cioè, Gabriele D'Annunzio che andava appunto a parlare di queste relazioni che avevano certi personaggi, cioè Fabrizio Corona. Vorrei ringraziare il signor Cognamillo per un consiglio. Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States. Vitto, voglio farti una confessione. Sono fascista. Grandissimo Giorgio che hai bombardato quegli schifosi iracheni. Ma che cazzo stai dicendo? Sono collegato da Tel Aviv, lo Stato di Israele. Vitto, ma com'è sto tempo a Leopoli? Sì, c'è chiunque nella vita non ha mai sognato di almeno una volta di andare a trans. I nostri valori da mantenere. La libertà, la figa e via di... Questo è proprio un mondo al contrario. 10 condanne per diffamazione. Cancellate il programma! No. Ma adesso non da su Radio Libertà. I barbari eleganti! Buonasera a tutti i nostri amici ascoltatori e benvenuti a una nuova puntata dei Barbari Eleganti qui su Radio Libertà, puntata numero 125. Oggi è il 23 febbraio del 2026, qui a parlarvi come frontman dei Barbari Eleganti, o come direbbe il buon Luca D'Alberto Scognamiglio, come duce di questa trasmissione. No, preferisco frontman perché in un'altra famosa trasmissione di Twitch veniva utilizzato per indicare qualcos'altro, cugino, okay. che è anche Giusto. Compatibile con la tua persona, quindi preferisco frontman. Faccio finta di non aver sentito. Il signorino della Cattolica Marco Rubeo è qui che vi parla. Buonasera, e insieme a me, lui, il solo e unico, la rockstar definitiva, Vittorio Don Pablito Las Mujeres, che si sta facendo ricrescere i baffi. Buonasera. No, comunque buonasera E oltre ad avere i baffi, per chi può guardare la diretta via video, sì, anche, ma l'ha già visto la settimana scorsa. Facciamoli vedere di nuovo. Sì. Delle bellissime, fallo bene così, sì. Delle bellissime unghie color lilla. Sì, lilla viola. Smalto lilla sì. viola, che comunque ci piace. Cugino, non c'è il talebano, vabbè, ma quello ormai non c'è più. Ma forse anche, anche letteralmente uno statale, non si sa. cioè, Ma no, diventato perché uno statale, ho visto una notizia al telegiornale, raid contro i talebani, quindi ho paura che ci sia rimasto secco. Ma figurati, lui è una persona di spicco, dici, chi sicuramente è uno di quello come i membri di Hamas utilizza i soldi pubblici, o in questo caso i soldi afghani, per farsi gli hotel a 5 stelle in Qatar, fare la bella vita, colazione, pranzo, cena, hotel a 5 stelle e sim telefonica. Com'è che era? No, quella però era un'altra cosa. E poi non c'è neanche Luca D'Alberto Trollamiglio, che settimana scorsa abbiamo avuto il piacere di avere qui con noi un'altra volta. Sì, è comunque interessante la variante che il signor Riccardo da Frosinone, insomma, gli ha appioppato la settimana scorsa. Il signor Cognamello, che comunque è di tutto rispetto, d'ora in poi inizieremo a chiamarlo così. Cugino, andiamo con la notizia più interessante direi. Questo primo blocco. Di solito nel primo blocco andiamo sempre con una notizia seria, e direi che cosa c'è di più serio? Anche questa è decisamente seria. Cosa c'è di più serio di Billie Eilish? Vi leggo la notizia dallo Spectator, illustre testata giornalistica americana. Credo australiana, cugino. Però... Beh, ma sapevo che c'è uno Spectator anche americano. Comunque, vabbè. Drew Pavlou. Billie Eilish mi ha fatto deportare? Questo è il titolo della notizia. E già che inizia così, cugino, meravigliosa. Allora, per qualcuno che crede che nessuno è illegale sui territori rubati, è sorprendente che il team legale di Billie Eilish possa avermi bloccato l'ingresso negli Stati Uniti. Il mio piano era di testare la sua teoria sulla proprietà terriera, da lei esposta ai Grammy tra grandi applausi, e di impossessarmi della sua villa di Los Angeles con l'aiuto dei nativi americani.
ma purtroppo sono stato respinto al confine lo scorso fine settimana. Il mio sacro e inalienabile diritto alla libertà di movimento è stato limitato dalle guardie di frontiera, che sospetto erano state informate del mio arrivo dal team di Billie Eilish. Sono un'attivista politica australiana, solitamente impegnata a denunciare l'influenza... Impegnato, cugino. Vabbè, fa niente, qua siamo fluidi, non ci interessa. Solitamente impegnato a denunciare l'influenza del governo cinese in Australia, ma ho fatto un'eccezione dopo la ridicola dichiarazione di Billie Eilish ai Grammy. Ho scherzato su Twitter dicendo che avevo intenzione di volare a Los Angeles per stabilirmi a casa sua in quanto immigrata clandestina. Il post è diventato virale con oltre 1 milione di mi piace, quindi ho deciso di portare avanti lo scherzo. Ho avviato una raccolta fondi per coprire le spese di volo e alloggio, nel caso remoto in cui Eilish decidesse di non lasciarmi entrare e trasferire nella sua villa. E quindi a quanto pare è andata lì con questa flottiglia di nativi americani, grazie al loro aiuto, eppure è stata respinta, cugino. Cosa diciamo? Che dire, cioè già si è rimangiata tutte le belle parole che aveva fatto ai Grammy. Noi addirittura eravamo talmente tanto presi dalla causa da aver lanciato l'iniziativa incredibile di solidarietà al popolo Boshimane ricordiamo l'hashtag Free Boshimani, assolutamente. Invece lei alla prima occasione, cioè, si dimostra veramente senza cuore, arida. Una persona voleva solamente far valere il diritto di residenza in una terra detta sua rubata, andarci con quelli che erano i legittimi proprietari di un tempo. Sì. E cosa fa Billie Eilish? La paladina della battaglia l'ICE, sì, tramite il suo team legale, sì, chiama l'ICE per deportare questo ragazzo in Australia. Cioè è veramente incredibile. Cioè, e questo ragazzo poi ha anche filmato il post dopo che è stato interrogato addirittura per 30 ore dall'ICE e dall'ufficio immigrazione, chiamata da Billie Eilish dicendo: guardate che era un meme, era uno scherzo, non è che volevo andare veramente a casa di Billie Eilish ed occuparla. E la cosa veramente paradossale è che questa qui per un meme abbia chiamato l'ICE, che tanto diceva di odiare, tanto diceva di essere il gruppo paramilitare le milizie armate di Trump, illegale. Le milizie armate di Trump, che però se andiamo a vedere bene la storia, il signor Obama ha usato un pochino di più, con dei numeri un pochino più alti, ma quello non ce lo ricordiamo, ed è fantastico, ma forse c'è quello strano olezzo di ipocrisia tipico di questa parte. Lo senti anche tu questo lezzo, cugino? Cugino, tantissimo. Questa è la dimostrazione che Ricky Gervais ha sempre avuto ragione. Beh, ma a questo punto me l'hai mandato il post, quello, il reel, il famoso reel. Te l'ho mandato. Me l'hai mandato? Beh, allora a questo punto lo girerei alla pagina di Radio Libertà. Ovviamente noi siamo tutti improvvisati, quindi ci inviamo le cose all'ultimo momento. Eccolo qui, vediamo. Direi di andare a vedere direttamente ad aprire da Instagram. Non ora. Ok, ce lo abbiamo. Se la regia può inquadrare lo schermo. Grazie. Honestly, I can't even be really mad because it's kind of funny. But basically, I was joking online that I was going to fly to America and move into her mansion, packing my bags right away. No human being is illegal. It's obviously a joke. It's obviously a meme. And I get stopped by DHS and held for like 30 hours. Literally 30 hours. They're asking me, how do you know Billie Eilish? Do you intend to trespass? No, of course not, man. It's a joke. It was like a meme that I came up with on Instagram. And I get held for 30 hours and deported. I get basically escorted onto a plane by armed guards, sent back to Australia. And I think it's actually amazing performance art. As a joke, I managed to get Billie Eilish, Hollywood celebrities, left-wingers, liberals, to agree with ICE, to agree with border control. They suddenly support deportations because they don't like my memes. They don't like me as a person. So I should get a commendation, honestly. It's amazing performance art. I suffered for my art 30 hours in a cell just to like prove a point, just as a meme. Who else takes jokes this far? That I was able to actually sit in a cell for 30 hours and endure that pain just to prove that Billie Eilish is a hypocrite. Honestly, I deserve a commendation. I'm actually proud of myself. I think it was actually a total victory. All these people are laughing at me. No, it's actually a total victory. I managed to get left-wingers. Va bene, direi che è abbastanza così. Grazie, regia.
E è fantastico, abbiamo visto anche la testimonianza in prima persona. Esatto, che dimostra Mi una sono volta- fatto 30 ore in una cella interrogato dall'ICE per dimostrare che Billie Eilish è un ipocrita. Cugino, che dire, un applauso per questo ragazzo che ha No, smontato. un applauso per Billie Eilish E anche per soprattutto. Billie Eilish. Fantastica. Direi che è la più trampiana delle trampiane che abbia mai visto, all'atto pratico. Sì, alla stregua di Taylor Swift, forse. Esatto, però lì, cugino, è più una tua area di competenza. Quello sì, lo sai che io sono e resterò sempre una Swiftie. E infatti ho votato, no, non ho votato perché... Cugino, è un po' difficile che tu possa votare in America. Ma sai però... quando vedi i tweet che dicono Donald Trump non è il mio presidente, tu gli rispondi grazie al cazzo, sei di Poggioreale. Cioè, nel senso, è anche normale. Dovremmo avere una chiamata. Bene. Allora, velocissimo che poi dobbiamo andare con la prima canzone. Buonasera. Buonasera, sono Paolo. Buonasera Salve, Paolo. salve. Allora, tanto faccio i complimenti per il programma, sei un po' così, tipo la zanzara, ma un po' meglio. No, vabbè, non facciamo nomi della concorrenza. Comunque grazie, No, grazie. Però bisogna dirlo. E volevo fare un commento sul programma di Giordano che è bravo, ma poverino con quella voce lì che taglia sempre le parole. No, vabbè, no. No, non parliamo di queste cose, non parliamo, capisco che può suscitare Anche ilarità, se ha completamente però... ragione. No, sì. certo che ha Bravo, ragione, però però comunque non soffermiamoci su queste cose, pensiamo alla sostanza delle discussioni, dei Però programmi. lui deve imparare a non mangiarsi le parole, perché uno non capisce il programma. Se tu invece mi senti? Sì, certo, la sentiamo. Perché se ti mangi le parole, non tanto per la voce, ma per il fatto che si mangia le parole, a volte fa un programma intelligente e tutto, però ti fa passare la voglia di sentirlo, perché non mi sembra normale. Poi un'altra cosa, Sì. Per quanto riguarda i programmi che sta facendo la 7, tipo la Glober, è fortissima che lei fa i programmi. Quando chiede il parere della gente gli spiega quello che devono rispondere, poi gli chiede sei d'accordo? No, allora facciamo un altro e fa sentire l'altra persona. È bello fare una statistica di questi programmi, perché alla fine si capisce che non portano a niente. Sono fatti giusto perché non sono mica su Radio Libertà, caro signor Paolo. Certo. Questo è vero, infatti lei gli spiega tutta la domanda, quello che devono dire, e poi alla fine vuol sentire il suo parere. Sì. Beh, su questo avrei dire che anche certi programmi, non solo di La 7, hanno un modus operandi simile. È cioè, vero. abbiamo Anche dei del programmi video che ha iniziato a fare così. È vero. Quindi però bisogna cercare di premiare i programmi che riescono a far parlare, come il vostro, che fanno parlare. Quindi direi di dire a Radio Libertà di incentivare gli spazi della gente, che poi alla fine sono quelli che possono rendere di più per il fatto del risultato. Ti ringrazio che ascolto per radio. Grazie, benissimo. Allora, nel senso, mandiamo un grande abbraccio a Mario Giordano, che comunque è un grandissimo giornalista e che noi rispettiamo. E soprattutto a Donato. Soprattutto a Donato, al di là dei commenti che qualcuno possa fare sulla sua voce, e direi di andare senza indugio con la prima canzone, ovvero Lonesome Joy con Roll with the Thunder. But I don't need no charity. Said I roll with the thunder, so don't roll on over me. Homeless man on the corner with a sign to say please. When I gave him $1, yeah, with my apologies. He said I roll with the thunder, so don't roll over me. Storm and raging, long as I can recall. Then they flood in the basement, fish all swim through the hall. Will it's back in the doghouse, thinking how this came to be.
'cause he tried to be the man, yeah, the one she seemed to need. He said I roll with the thunder, even when she rolls on me. The storm is raging, long as I can recall. There's a flood in the basement, fish are swimming through the hall. Sometimes I'm lost in the lightning, and I can't get free. So I roll with the thunder, so it don't roll on over me. Yes, I roll with the thunder, so it don't roll over me. E rieccoci su Radio Libertà con i Barbari Eleganti dopo Lonesome Joy con Roll with the Thunder e dopo una splendida chiamata che... Fammi dire una cosa, Sì. però, cugino. Da quando non c'è più il signor Talebano, Sì. il livello musicale si è alzato nettamente. Ma Possiamo perché dire? devi insultare? Ma il signor Talebano non ha mai messo bocca sulle nostre scelte musicali, ha portato una volta alcuni Cugino, suoi... io sono un critico musicale, quindi mi arrogo il diritto guarda di che la farlo. regia ti sta mandando a fare il culo, guarda, sarebbe bellissimo inquadrare la regia ma perché la regia per questo vai a fare in culo condiviso, guarda. Ecco, e conferma, incredibile. Io ringrazio la redazione di Radio Libertà per non averci ancora cancellato il programma. E che dire, cugino, che dire? Ci sono delle notizie straordinarie questa settimana. Io non perderei tempo e andrei subito a darle. Cugino, questa è bellissima. Ladri entrano in casa e rubano una scatolina con dentro 2 pepite. Pensavano fosse oro o pietre preziosi, ma erano i miei calcoli renali. Cioè, si è conservato i suoi calcoli renali. A quanto pare. Vittima del furto, l'ex vice direttore del Messaggero Veneto, Giuseppe Ragogna. I malviventi hanno messo a suo quadro la casa trovando solo pochi spiccioli stranieri e la preziosa scatolina medica. È incredibile. Cercavano tesori, oro o gioielli di famiglia, leggo dal Fatto Quotidiano, ma questa volta l'avidità ha giocato loro un brutto scherzo. Hanno scambiato 2 pepite per oro o pietre preziose, ignorando che si trattasse in realtà di calcoli renali conservati come ricordo di un passaggio medico tutt'altro che piacevole. È la grottesca disavventura capitata a una banda di ladri a Pordenone, che ha preso di mira l'abitazione di Giuseppe Ragogna, ex vice direttore del quotidiano Messaggero Veneto. Allora, cugino, immagina la scena. Tu fai parte di una banda di ladri. Entri in una casa, non so quanto possa essere remota questa ipotesi, è remota, giusto? Cugino, guarda anche come sono di physique du roll, non credo di avere non è du roll detto. del ladro. Non è detto, mai dire mai. Allora tu immagina, fai parte di una banda di ladri che non sono quelli di Mambo perso l'aereo, cioè di solito sono persone sveglie. Entrano in casa, cercano per prima cosa del denaro, ma trovano soltanto pochi spicci. Poi entrano, non so, in bagno, dove sarà stato, e trovano questa scatoletta con queste pepite. Pensano che siano dei gioielli, ma in realtà sono dei calcoli renali. Ora, io non ho mai visto di persona come sono fatti dei calcoli renali. In questo momento sarei curioso di andare su Google Immagini a cercare come sono fatti, perché trovo veramente difficile che si possano scambiare dei calcoli renali per delle pepite d'oro, cugino. Ma tu prova a metterti, non so, delle... prova a metterti nella situazione. Ma certamente conosco la differenza tra calcoli renali e delle pepite d'oro, anche perché sembrano comunque, vabbè. Effettivamente un pochettino, se possiamo inquadrare lo sembrano... schermo da Google Immagini, effettivamente non sembrano un qualcosa che arriva dal corpo, ecco, per non entrare troppo nello specifico, sembrano delle pietre, quindi non è così stupida questa cosa. Sì, se poi li ha trovati in bagno, non credo che qualcuno vada a tenere i suoi preziosi. Ma che ne in sai, bagno. c'è chi conserva i soldi sotto il letto e chi conserva i calcoli. Sotto Ma il letto soprattutto, è un grande grazie must. regia, ma soprattutto, perché dovresti conservare i tuoi calcoli renali, cugino?
Non lo so, so che Cugino. mia madre, ad esempio, ha conservato i primi denti che erano caduti sia a me che a mio fratello. Anch'io ho conservato i denti, ma un conto sono i denti, un conto sono dei calcoli renali, poi sono pure brutti, sembrano delle pietre, poi chissà che consistenza hanno, dai, è terribile. No, più che altro c'è da fare una considerazione delle bande criminali che insomma si aggirano per il nord-est, c'è una grande caduta di qualità rispetto ai tempi della banda ramagliana insomma di Felice Maniero, del Sì. Doge, insomma c'era una grande qualità prima, adesso si è andato un po' a perdere. Dici, la criminalità non è più quella di una volta, cugino. Vedi anche qui lasciare spazio a magari Momento soprattutto a nostalgia. certe etnie. No, ma dai, ma perché bisogna buttarla sul razzismo, dai? Ci sono quelli che sono capaci e quelli Ma, no. ma che ne sai che non fossero italiani questi? Beh, non credo, sicuramente non erano anche appartenenti all'etnia Rom. No, vabbè. Anche quelli sono dei professionisti, quindi Beh, sì, non è andrebbero a compiere degli errori simili, ecco. Quindi ci mancano i bei vecchi tempi dove le bande criminali sapevano distinguere tra i calcoli renali e dei veri preziosi. Cugino, non è che lo dico io, è un dato di qualcosa fatto assodato. che alla popolazione piace. Farsi Lo derubare stesso, da gente lo capace. stesso Doge, Giancarlo Manca, ha detto che in un'audizione con dei parlamentari questi gli hanno chiesto dei suoi colpi più famosi che ha mai realizzato, quindi la gente è affascinata dalla figura del criminale, questo è fuori di dubbio. Questo si sa, altrimenti non sarebbe diventato famoso un certo Fabri. Bene, ci dicono dalla regia che dovremmo avere una chiamata. Buonasera, proprio salvati in corner da fare nomi e cognomi. Buonasera. Allora, io entro in campo automobilistico. Allora, Elkann protegga, dico io, anche Stellantis e Fiat. Allora, John Elkann cosa ha fatto? Ha pensato bene di alzare un muro, dico io, per proteggere la Juventus dalla richiesta di mercato. Giusto. Allora, caro Elkann, perché non proteggi anche Stellantis e la vecchia Fiat che riduce sempre di più la produzione di auto nel territorio nazionale? Dico io sempre, mettendo in cassa integrazione migliaia di operai. Il pupillo di Agnelli, mi sembra, si vuole disfare pure della carta stampata, come Repubblica e La Stampa. John Elkann ha fatto vedere la sua incapacità nella gestione di un patrimonio immenso lasciato dagli Agnelli e da Marchionne. Tutto qua, vi saluto ragazzi e buona serata. Buona serata. Cugino, serata. che ne pensi? Ma da Juventino soprattutto, immagino che tu sia molto sicuramente ecco, on topic. L'intervento a favore diciamo, a risanare i conti è più che positivo. Sì. Speriamo che anzi si faccia sentire anche di più, che si faccia sentire anche di più con la Ferrari, che sia il 2026 l'anno di poter tornare a vincere il mondiale. E per quanto riguarda Stellantis, le colpe sono anche condivise. Certo, è vero che come dice Calenda molto spesso che Elkann ha preso comunque degli aiuti statali. Vero è che comunque le condizioni per fare impresa, soprattutto per un gruppo enorme come Stellantis, che non ha interessi solo in Italia, essendo anche solo quello della Peugeot, non guardare me, guarda. Comunque era con gruppi francesi, non mi ricordo se Renault o Peugeot. Sì. Quindi ci sta che se le condizioni non ci sono, coglioni noi che non sappiamo attrarre impresa. Sì, è un gran vecchio discorso. Io non ne so nulla della vicenda, lo ammetto. L'unico commento che mi sento di fare era lo stesso commento che il centrodestra a suo tempo fece, anzi forse addirittura Libero, se non sbaglio, fece quando una ventina d'anni fa si parlava dell'ennesima chiusura di un giornale che risponde al nome dell'Unità, ovvero quanto sarebbe godurioso se il gruppo che potrebbe acquistare l'Unità fosse proprio il gruppo Mondadori. Quindi io mi sento di dire quanto sarebbe godurioso se chi inteso come il giornale, no, sarebbe divertente. Quanto sarebbe godurioso se il gruppo Mondadori acquistasse il gruppo Gedi, cugino. Sarebbe bellissimo.
Beh sì, poi di Cioè vedere la Repubblica, la Stampa e Repubblica non vedere è che... la Repubblica e la Stampa tra le testate di centrodestra, cugino, quanto sarebbe godurioso. Beh, Tu andresti una volta andresti a la lavorare Stampa per la Repubblica in questo caso? Beh, se c'è ancora il direttore Ma Molinari, lascia comunque stare grande queste cose. direttore. Andresti a lavorare per la Repubblica? Io guarda, Sempre comprata dal gruppo Mondadori sotto il, diciamo, l'egida di Marina Berlusconi, perché no? Sarebbe bellissimo. Il mio sogno erotico, ragazzi, come 20 anni fa era... No, regia, non guardarmi così. I miei sogni erotici di solito sono anche peggiori di questi. Comunque, modo di dire, il mio sogno erotico è vedere il gruppo Jedi acquistato dal gruppo Mondadori. E con questo direi di andare con un po' di pubblicità e poi la bellissima Metalingus. Sì, lo so, ma Metalingus è più divertente perché suona meglio degli Alter Bridge. Sì. Chissà perché. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net.
E rieccoci su Radio Libertà con i Barbe Eleganti. Ci dicono dalla regia che dovremmo avere una chiamata. Buonasera. Buonasera, sempre Riccardo dalla provincia di Frosinone. Buonasera, Salve, Riccardo. Salve. Devo dire che questa sera sono molto avvilito con i signori comunisti. È avvilito con i comunisti? Sì, sono avvilito con i comunisti perché da come ho letto sul fatto del bambino di Napoli che ha avuto un trapianto di cuore. Sì, tragica notizia. Hanno scritto il fatto che cosa piangere a fare per questo bambino sul fatto dei bambini di Gaza. Sì. Però il fatto è che in questi giorni mi sono scontrato con alcune persone che dicono che in Italia abbiamo un'ottima sanità, abbiamo degli ottimi medici, Sì. abbiamo quello e abbiamo quell'altro. Ma da quanto riguarda un punto di vista, come si fa a spiegare che alcune persone, ma anche perché non esiste una politica a volte Non possiamo mettere adeguabile in che più in per aiuti 1,5? la sanità in questi casi. Ma io volevo dire però a questo punto anche da parte dei signori comunisti, Sì. allora mi dovrebbero spiegare loro come caspita si fa a dire parole del genere Sì. e come fanno fanno anche a dire che in Italia abbiamo una sanità unica, buona, adeguata, nonostante le persone a volte scelgono di farsi curare nelle cliniche private. Però, signor Riccardo, se lo lasci dire, che argomento nefasto che abbiamo tirato fuori questa settimana. Sì, abbiamo tirato un argomento un po' banale. No, non mi permetterei mai di dire banale, però insomma abbiamo trattato anche argomenti un po' più ilari, ecco. No, veramente io mi sono collegato adesso. Ah, no, dicevo con lei. Vabbè, no, mi sembra chiaro. Signor Comunque... Riccardo intendeva ovviamente delle sue passate telefonate. Fa niente, cugino, va bene lo stesso. Bene, grazie signor Riccardo, grazie e alla prossima. Buonasera. Bene, fantastico, è bellissimo, è sempre bellissimo. Allora, cugino, continuiamo con le notizie dal Fatto Quotidiano. Sfonda la gioielleria con un muletto e scappa in sella all'asino. Ero ubriaco, mi servivano soldi. Madonna, ma è un film bellissimo. È una roba spericolata. Beh sì, cugino, ci mancano solamente, non so, le canzoni dei Linkin Park in sottofondo per dare proprio la giusta carica e stai a posto. Veramente. L'incredibile furto a Kayseri ripreso dalle telecamere. Il 26enne ha rubato un carrello elevatore per aprire la saracinesca. Poi la fuga lenta col bottino nascosto nella stalla. È fantastico. Allora vedi, cioè, non ci sono più i criminali di una volta. Ma questo qui hai preso il muletto, cioè, ma usa poi ancora quello per scappare. Ma magari andava più veloce magari andava più veloce l'asino. Ma come fate ad andare più veloce l'asino? Ma è un animale e dovrebbe andare più veloce di un muletto. Ma stiamo parlando di un asino, non stiamo mica parlando di un cavallo da corsa. Mamma mia. Cugino, cioè, così veramente di peggio c'era solamente Richard Ramirez, il famoso killer di Los Angeles. Sì, ma tra l'altro che ha ammazzato una persona per rubargli l'auto e poi è scappato a piedi. Cioè, di cose più stupide ne ho sentite solamente una volta ed era quella. No, cugino, però questo non era un colpo progettato, questa è stata l'intuizione. Hai presente il bellissimo film Amici miei, dove dice che cos'è il genio? È intuizione, è capacità di esecuzione. I fatti si sono svolti nella notte tra lunedì e martedì scorso. Erano circa le 4 del mattino quando le telecamere di sorveglianza della zona hanno ripreso l'intera sequenza. Senti qua, cugino. Il giovane che vagava per il centro città in stato di ebbrezza ha notato un carrello elevatore parcheggiato in strada con i cavi di accensione esposti. Senza esitare ha avviato il mezzo pesante e lo ha guidato fino alla vetrina di una gioielleria. Con una lucidità inaspettata per le sue condizioni, il
26enne ha utilizzato le forche del muletto per sollevare e sfondare la saracinesca del negozio, aprendosi un varco. Una volta dentro ha arraffato tutto ciò che gli è capitato a tiro: orologi, collane e orecchini per un totale di circa 100-150 grammi d'oro. Sì. Mentre l'allarme iniziava a suonare richiamando le forze dell'ordine, il ladro ha abbandonato il mezzo pesante sul posto e ha optato per una via di fuga decisamente più silenziosa ed ecologica. È salito in sella al suo asino con cui era arrivato in centro e si è allontanato tranquillamente prima dell'arrivo delle pattuglie. Quando la polizia è giunta sul luogo del crimine, ha trovato soltanto il carrello elevatore incastrato nella vetrina. Tuttavia, agli investigatori è bastato visionare i filmati delle telecamere di sicurezza della zona per ricostruire l'accaduto e identificare il sospettato. Cugino, cos'è la cosa più folle che tu hai fatto in stato di ebbrezza? Sicuramente non questa, perché questa è di una genialità. È di una genialità. Io mi chiedo scusa alla regia se la stiamo stressando troppo in questa puntata, chiedendole continuamente di inquadrare lo schermo, di far vedere ai nostri gentili telespettatori questa cosa meravigliosa, questo muletto lasciato lì così e quest'uomo che se ne va via sull'asino. Sembra la copertina di un film. È una via di mezzo tra un noir, un western, una commedia. È incredibile. Insomma, la realtà che supera la fantasia. La realtà che supera la fantasia. Bene, grazie regia. È fantastico, è fantastico. Io sogno un giorno, cugino, purtroppo non mi ubriaco molto spesso, sogno un giorno, cugino, di ubriacarmi a tal punto da poter fare una cosa così folle. Cugino, conoscendoti non ti ci vuole neanche molto per arrivare. Appunto, uno che non si ubriaca spesso, di solito appena alza il gomito va subito su di giri. Cugino, quindi quando saremo di nuovo a Pontina, staremo attenti sempre lì si torna. Staremo attenti a non far trovare nei paraggi né asini né muletti, perché sennò sarebbe la fine. Bellissimo, bellissimo. È incredibile, cioè io sono ammaliato da questa notizia, sono ammaliato veramente. Però bene o male bisogna sempre tornare sull'isola felice. Bisogna sempre tornare dove si è stati bene, sulla nostra isola felice, ovvero l'isola di Epstein. Il tuo nome è negli Epstein Files, la mail falsa diventata virale. Questo è incredibile. Uno studente ha inviato un messaggio di posta elettronica al capo di un'azienda scegliendo un oggetto allarmante per indurlo a cliccare. Dentro le scuse per lo scherzo e la richiesta di un colloquio di lavoro. Cugino, il tuo nome è negli Epstein Files, la mail inviata per chiedere un colloquio di lavoro. Siamo arrivati pure alle mail clickbait qua. Beh, dato che c'è uno storico importante, noi comunque palesemente ci siamo salvati dalla divulgazione dei nostri nomi dagli Epstein Files grazie alla censura nonostante qualche immagine sia trapelata, però comunque ci siamo salvati, quindi questo mi porterebbe a non aprire la mail riuscendo a capire lo scam. Però devo dire è una trovata anche abbastanza interessante, perché quante volte dicono che i giovani non hanno voglia di lavorare, che non si applicano, che non utilizzano la fantasia, non vanno neanche a cercare il lavoro, aspettano che il lavoro arrivi da loro. E cosa puoi dirgli invece a questo ragazzo? Cioè un genio totale. Oggi tutti i geni abbiamo. È andato a cercare il modo perfetto per richiedere un colloquio di lavoro. Io sono piuttosto sicuro che anche il titolare dell'azienda avrà riconosciuto le skills, ha riconosciuto le skill, l'iniziativa, la voglia di fare che ha questo ragazzo, e lo avrà sicuramente assunto. Il ragazzo ha mandato il curriculum vitae a un capo di un'azienda statunitense inserendo nell'oggetto della mail una frase tanto allarmante quanto falsa. Falsa, insomma, lo verificheranno le autorità competenti. L'oggetto della mail era: il tuo nome è nei file di Epstein. Obiettivo raggiunto, il capo ha letto la mail, ma, piccolo particolare, non l'ha presa affatto bene e ha denunciato tutto sui social. Cugino. Noi ci credevamo, volevamo dare speranza. Cugino, come non c'è più la criminalità di una volta, non ci sono più gli imprenditori di una volta. Ma sì, un Donald Trump degli inizi avrebbe apprezzato, magari prima non gli veniva una strizza.
gli veniva da strizza probabilmente a leggere il contenuto della mail, però poi dopo aver accertato che si trattava di una boutade, di uno scherzo, per ottenere l'attenzione, per convincere il dirigente d'azienda a leggere il curriculum. Anzi, probabilmente l'avrebbe anche invitato a The Apprentice per farlo partecipare. E di sicuro non l'avrebbe cacciato dicendogli you're fired. Esattamente. Come invece ha fatto con Kamala. Però questo è un altro discorso. Cugino, a proposito per te di ritornare nella tua isola felice. Certo, si torna sempre dove si è stati bene. Vorrei tornare indietro nel tempo a 1 anno e mezzo fa, in quello splendido periodo. Però devo dire che comunque anche questo periodo storico ci sta dando tante soddisfazioni, tra cui questa. Ormai, cugino, sono 2 mesi che ogni settimana ne abbiamo una nuova sugli Epstein Files. Una volta al principe Andrea, una volta la mamma di Mamdani, cugino, adesso questo. Sei andato a trovarlo ovviamente dopo che è uscito dal carcere. Purtroppo il buon principe Andrew sarebbe stato arrestato. No, ma poi l'hanno rilasciato, cugino. Ma certo, perché comunque un principe bisogna rispettare rispettare i membri della famiglia reale in quanto esseri superiori alla plebe. No, non credo che sia stato per quello, cugino. Non è un caso se c'è da una parte la famiglia reale e dall'altra i sudditi. In alto la famiglia reale, in basso i sudditi, cugino. Cugino, ma soprattutto voglio farti una domanda. No, cugino, non te lo Andrew, permetto. Quando passerà sicuramente da un ponte, perché ci passerà magari passando per Parigi, sì. Farà la stessa fine che fece purtroppo Lady Diana, perché ormai tanti e tanti anni fa. Perché? Non è che se succede un tragico incidente una volta deve succedere. Però una persona mi sembra un po' sbadata, cioè non sta attento il principe Andrew, magari potrebbe... dici per quello, ma non è che forse vuoi tirare fuori qualche vecchio complottismo che andava tanto di moda negli anni 90? Ma potrei mai, ma ti diciamo sembra... che la famiglia reale britannica è un po' come il Vaticano, cioè è sempre bello immaginarsi dei complotti satanici, massonici, tutto quello che volete. Quindi, insomma, cugino, questa te la potevi anche risparmiare, dai. Certo, cugino. E l'allunaggio è avvenuto oppure no? Cugino, non dobbiamo trattare questi argomenti. Non è di questo che tratta la nostra trasmissione. Cioè, ci sono tanti argomenti che la nostra trasmissione non tratta. Uno, prima di tutto, è la cronaca nera, per questo, perché non voglio abbassare l'umore della serata con notizie di cronaca nera. Numero 2 è certi complotti che comunque abbiamo già trattato più volte, che non c'è assolutamente nessun bisogno di trattare nuovamente. Certo, cugino. Come le elezioni del 2020, appunto, l'allunaggio. No, quelle erano finte. Okay. Quelle erano finte, truccate, e Biden ha rubato le elezioni. Perché tu credi alle elezioni del 2020, onestamente? Certo, cugino. Io ho svariati parenti negli Stati Uniti e nessuno di loro crede alla legittimità delle elezioni del 2020, quindi chi sei tu per crederci? Cugino, ognuno ha la sua opinione, poi alcuni non si sono fatti nemmeno il vaccino, però... Ma cosa c'entra? No, adesso che hai tirato fuori questo argomento ci chiameranno la solita sciura che ogni volta chiama per parlare del Green Pass. Adesso sicuramente si chiama... Vabbè, cambiamo argomento e non parliamo di queste cose. Cugino, quante volte nel corso della nostra trasmissione, in questi 4 anni di onorata carriera, abbiamo parlato delle relazioni tossiche tra fidanzato, fidanzata, tra moglie e marito? Beh, un sacco di volte. E abbiamo sempre portato avanti la nostra tesi che il futuro sia anche aprirsi sotto questo punto di vista. Assolutamente, lo scambismo, le coppie poliamorose. Quindi, cugino, anche tu come me sarai molto incazzato nel leggere questa notizia. Assolutamente, inviperito. Il marito mette mi piace ad altre donne. Sentenza del tribunale stabilisce che può essere motivo di divorzio. Mi sembra un tantino forte come argomentazione. Allora, andiamo nella terra di Can Yaman. Oltretutto, cugino, della stessa città dove c'è stato il furto, quindi oggi le notizie pure collegate. Esatto. Un like di troppo. In Turchia il tribunale dice sì al divorzio per colpa dei social. Una donna turca ha chiesto il divorzio accusando il marito di comportamenti offensivi e infedeltà digitale. Ora, io
e il cugino, non crediamo al concetto di infedeltà in generale, perché la fedeltà è una cosa dei cani, non degli esseri umani. Figurati digitale. L'uomo metteva like e commenti allusivi, vabbè, ok, forse commenti allusivi già. Vabbè, ma sono bischerate, sono cose simpatiche. Sono ragazzi tu. Sono ragazzi. L'uomo metteva like e commenti allusivi alle foto di altre donne sui social. Il tribunale ha stabilito che queste azioni violano il dovere di lealtà coniugale. Il marito è stato condannato a pagare alimenti e un risarcimento economico. La sentenza potrebbe influenzare futuri casi di divorzio legati a comportamenti online, cioè fa anche precedente legale, cugino. È incredibile. Io sono schifato da questa cosa. È l'ennesima dimostrazione che la Turchia è veramente un paese fallito. Ma Cioè, no, perché la Turchia? Cosa c'entra? È una cosa che poteva benissimo succedere anche con la magistratura italiana. Beh, non lo so, noi comunque siamo un paese che su questo preciso argomento magari non conviene, perché altrimenti i divorzi questo tema tra like Mamma mia, e cugino, commenti io quando salirebbero scrollo, proprio alle stelle. Quando scrollo su TikTok e mi capitano i TikTok fatti dai quindicenni che dicono: io se il mio ragazzo mette like alle altre tipe su Instagram, per me è morto, lo faccio secco. Stessa cosa detta ovviamente al maschile per il femminile: se la mia ragazza mette mi piace, però diciamo che succede molto più spesso nel lato inverso, perché anche per, insomma, costume, mare, quelle situazioni lì, e veramente provo una tristezza nel vedere questa gelosia ingiustificata, e figurati se dobbiamo portare questa cosa a un'aula di tribunale, cugino. Sarebbe veramente la tragedia. Già lo considero inconcepibile per il sesso, figuriamoci per i like per su i like, Instagram. Sarebbe la fine, cioè la caduta della civiltà. Ma la civiltà ormai è già caduta, è già morta. Ribelliamoci, cugino. Andiamo con la prossima chiamata. Buonasera. Buonasera. Pronto, buonasera. Buonasera. Mi sentite? Salvatore da Taranto. Bentornato, Salvatore. Forte e chiaro. Volevo semplicemente farvi riflettere sul fatto, come dice una radio molto molto più blasonata, in quale città? Ovviamente non mi stupisce che accada in Turchia, un paese islamico. Purtroppo dobbiamo commentare sempre e comunque che le religioni di Stato, come per l'appunto per la Turchia e l'islamismo, portano a queste devianze, cioè il fatto che uno non è libero di poter mettere like a una bella signora che viene addirittura messo nelle condizioni di dover divorziare e dare un risarcimento dei danni, gli alimenti soprattutto, che mamma mia. Ragazzi, rendiamoci conto, è un'aberrazione della realtà, e questa aberrazione chi la produce? L'Islam. Non devo aggiungere altro. Sempre lì si torna. Vittorio sarà d'accordo con me. Buon Assolutamente. Grazie, è stato signor Salvatore. Assolutamente preciso nella sua dinamica di disamina, il signor Salvatore. Ma tra l'altro qua è anche al contrario, cioè non è per il contesto patriarcale, è la donna che denuncia l'uomo, però anche qui vedi, anche tutta la storia degli alimenti ritorna sempre nel concetto patriarcale. Perché di forte possessività, cioè appunto questo costume portato dall'Islam di possessività poi si può anche ribaltare, diciamo, in un paese, diciamo, dove la religione è comunque meno impattante, ma c'è, come la Turchia, e dove appunto anche le donne si lamentano e hanno un'iperpossessività che è poi la causa, secondo il sottoscritto, di divorzi, di liti in famiglia, perché se tu vuoi possedere un'altra persona poi non assolutamente, sono assolutamente d'accordo, vai a rovinare la coppia, cioè proprio il simbolo della relazione tossica al 100%. Certo, e poi spingi il partner nelle grinfie del primo che capita. Certo, perché poi ci sarà comunque qualche... Guarda, è lo stesso discorso del proibizionismo. Paro, come avviene per le droghe, per l'alcol, per le sigarette, per il fumo, avviene anche nelle relazioni, dove c'è troppa proibizione, dove c'è troppa limitazione,
provoca inevitabilmente l'effetto contrario, che sia andare a comprare le sigarette di contrabbando o che sia andare nelle braccia di un amante che ti fa riscoprire una libertà che il tuo cervello pensa inevitabilmente di aver perso con Poi un partner. certamente noi come discendenti, diciamo, di antiche culture che ne facevano di una libertà dei costumi maggiore rispetto alla nostra, indubbiamente dobbiamo farci promotori di questi valori. È una battaglia politica fondamentale. Aspetta, la regia vorrebbe intervenire forse. Purtroppo siamo in chiusura. No, ma intervenga pure. Per me sono un mare di cagate No, quello che state dicendo. no, vabbè. Qua si va oltre il rispetto della persona con cui stai. Qua si parla di rispetto con la persona con... Certo, le libertà e tutto quanto, Cioè, quindi, ma non bisogna mancare di rispetto alla persona. E secondo te dipende mettere un mi piace... No, ma dipende sempre con... che palle che non mi riesco a vedere. Con... come si dice? L'obiettivo con cui lo fai. Sì. L'obiettivo con cui tu metti quel mi piace, l'obiettivo con cui tu scrivi quel commento. Vabbè, ma anche se fosse l'obiettivo no, di che bella ragazza, le metto mi piace. Ma perché dovresti? Ma perché Stai non? con Ma perché no? persona. Ma perché no? Ma perché sì invece? Ma perché no? Cioè, ma se voglio mettere mi piace, perché non devo poterlo fare? Certo, ma è sempre con quale obiettivo lo stai facendo. Va bene, abbiamo capito che la regia, se fosse stata in Turchia, si sarebbe già presa 1.500 euro al mese di alimenti. Bene, questo è un discorso bellissimo che mi piacerebbe approfondire nella prossima puntata. Che non regia, se sei approfondiremo d'accordo. perché la regia ci spedirà in un gulag. Ecco, tra parentesi, godo. Benissimo, signori. Beh, direi che comunque il tempo a nostra disposizione ormai è terminato. Io ringrazio ancora la redazione di Radio Libertà per non averci cancellato il programma. Ringrazio tutti i nostri ascoltatori che ci ascoltano e che chiamano per intervenire. Ringrazio soprattutto la regia che ci ha accompagnato in questa puntata con le sue facce di disapprovazione quasi ogni volta che aprivamo bocca, e soprattutto per questa scoccata finale che spero, mi auguro, andrà avanti nella prossima puntata. Bene, ha lasciato Non la credo che finestra andrà avanti, semiaperta. dato Anche io non che- credo, però fa niente. Che finiremo probabilmente morti in qualche gulag siberiano, però Speriamo. Però se ci sarà l'occasione, insomma, se riusciremo a sfuggire a questo infausto destino, chi lo sa. Benissimo. Allora non ci resta che dire a settimana prossima, amici, e come sempre, viva i piedi! Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito